Adunata 2017 a Treviso, la gioia delle penne nere e della città intera e la voglia di rimboccarsi subito le maniche per organizzare un'adunata, quella del Piave, che sia davvero memorabile e che, secondo le previsioni, porterà nella Marca centinaia di migliaia di persone. C'è chi ipotizza già 500.000. Ad esprimere l'orgoglio di un'intera provincia, ad ospitare quella che è già stata ribattezzata l'adunata del centenario della Grande Guerra, il prefetto Laura Lega è intervenuta alla cerimonia di commemorazione dei caduti al cimitero di San Lazzaro. Un grande onore poterli ospitare, una sfida che abbiamo vinto. Un grande lavoro, però aspetta un po' tutto. Ma non ci tiriamo indietro, quindi affrontiamo una cosa per volta e sarà un orgoglio ospitare anche gli alpini, tutti qua in raduno da noi. Del resto, l'organizzazione di un evento di questa portata richiede una preparazione accuratissima, peraltro già cominciata con il lavoro di presentazione della candidatura. Non solo in termini di sicurezza, di sanità, di tutte quelle predisposizioni, anche perché i tempi sono cambiati. Rispetto all'adunata del 94, il lavoro da fare sarà più complesso ed articolato, anche perché se la sfilata sarà a Treviso, gli eventi collaterali riguarderanno gran parte della provincia. Ci saranno sicuramente degli eventi sia a Conegliano che a Vittorio che a Valdobbiadene. Sicuramente tutte e quattro le sezioni che sono sul territorio della provincia di Treviso sono coinvolte in questo tipo di discorso, compreso il Bosco delle Penemozze. Non dimentichiamoci del Bosco delle Penemozze. Ai primi di gennaio verrà costituito il COA, comitato organizzatore della Dunata, gestito dagli organi centrali dell'ANA con il contributo delle 4 sezioni trevigiane. Questo comitato organizzatore prenderà contatto con le autorità locali, con tutti gli enti che interverranno nella Dunata e quindi si fa proprio una squadra.